la guida di Claudio Mataloni in terza edizione è decisamente un avvenimento, perché siamo a un ottimo livello di divulgazione scientifica e ha fatto un uso straordinario della fotografia, oltre che della scrittura, e sicuramente guadagna la riconoscenza degli storici futuri perché ha storicizzato, ha creato un documento che contiene anche note di attualità. Sono sicuro poi che attraverso l'uso sapiente della fotografia, che recupera anche la vita e quindi non la staticità del monumento, lui sia riuscito a fare un lavoro veramente organico, completo e apprezzabile e soprattutto utile per tutti quelli che leggono, perché ha collegato non solo ciò che si vede ma anche ciò che non si vede, come per esempio le lingue, le istituzioni, eccetera. Tutto in una prosa molto secca, molto mirata, molto alla portata, diciamo, di tutti, e tutti è un massimo di complimento che si può fare, perché vuol dire sia di coloro che sanno sia di coloro che non sanno, anche perché coloro che sanno non sanno mai tutto. Oggi si è presentata la nuova edizione della Guida Storica Artistica di Cividale del Friuli, l'esito di una lunghissima ricerca per giungere a uno strumento che consenta di conoscere al meglio la città ducale nei suoi vari aspetti e per conoscere in particolare anche le meraviglie contenute nel Museo Archeologico Nazionale e nel rinnovato Museo Cristiano di recentissima realizzazione. È un'opera in italiano e in inglese per raggiungere il numero più ampio di visitatori di questa città che continua ad attrarre sempre nuova e ulteriore attenzione, una città ricca di 2000 anni di storia ed arte e che ci si augura attraverso le pagine della nuova guida si riesca ad apprezzare e a conoscere sempre di più e sempre meglio.